14 settembre 2020. Inizia un nuovo anno scolastico, di quello che probabilmente verrà ricordato come l'anno del Covid, l'anno della pandemia. Ci troviamo nel cortile della scuola, ma abbiamo la mascherina e non possiamo avvicinarci. Le indicazioni sono chiare, niente contatti e mantenere le distanze. La chiamano distanziamento sociale. Non è chiaro cosa abbia di sociale questo distanziamento. Certamente è un distanziamento molto fisico. Lontani nel cortile, lontani in classe. Qualcuno è lontano perché è rimasto a casa. Poi un giorno... Ragazzi, tutti a casa, c'è la seconda ondata di contagi, dobbiamo frenarla, state a casa, attivate la didattica a distanza. A volte me lo immagino come un pulsante. Qualcuno l'ha premuto e improvvisamente la scuola è diventata DAD. L'aula è diventata la mia stanza, il professore diventa un computer, i compagni diventano piccole immagini sullo schermo. Cosa è cambiato? Niente e tutto. Ore 7:30, suona la sveglia. Se dovessi andare a scuola mi sarei svegliato mezz'ora prima o anche un'ora prima. Adesso posso fare tutto all'ultimo minuto, tanto la scuola è solo a distanza di una porta. Ore 7:45. Colazione, da solo, i miei sono già usciti. Per loro niente DAD, qualcuno fa smart working, ma in questa seconda ondata chi può continua ad andare a lavorare. Ore 7:55. Se andassi a scuola mi vestirei. Perché non farlo anche per la DAD? Sarà anche a distanza, ma è pur sempre scuola. Ore 8. Inizia la DAD, didattica a distanza. Distanza deriva da distare, cioè stare in due posti. Io sto a casa mia, tu stai a casa tua. Siamo in due posti, eppure facciamo didattica. Didattica in due posti, didattica a distanza. Ore 8:05. Appello. Il professore non ci guarda neanche più in faccia. Ormai i nostri nomi sono etichette sotto il nostro riquadro. Alcuni riquadri neanche si accendono. La tecnologia non è ancora matura. Ci sono problemi con le connessioni, collegamenti che cadono, microfoni che fischiano. Ore 8:10. Inizia la lezione. Il professore parla, unico microfono acceso su 20 riquadri. Per gli altri è come se il microfono manco esistesse. Il professore ogni tanto fa una domanda. Qualcuno risponde. Io no. Era difficile prima. Adesso proprio preferisco rimanermene qui. Altro che didattica a distanza. Sono io che sono distante. Io e te siamo distanti. Siamo in due posti uguali. Ma io? Io sono distante. Io sono in due posti. No. Io sono qui, a casa mia, davanti al mio computer, rinchiuso tra le mie quattro pareti. Io sono tutto qui dentro, chiuso nel mio bozzo. Magari fossi distante, in due posti. Come posso essere in due posti stando chiuso qui dentro? Forse si può. La mia testa è qui, dietro questo monitor. Ma il mio monitor è lì, insieme a te, insieme a ciascuno dei miei compagni. Ma allora cambia tutto. Se sono veramente distante la posso vivere questa distanza. Vorrei colmare questa distanza tra me e te. Al momento non lo posso fare fisicamente, ma lo posso fare con la testa, lo posso fare con il cuore. Allora la lezione non è più uno stare a casa e ascoltare, è un partecipare, è un aiutare i miei compagni in difficoltà, è perfino aiutare quel boomer del professore che sta cercando, malgrado la didattica a distanza, di insegnarmi qualcosa. Come? Ancora non lo so, ma qualcosa mi inventerò.